Buongiorno a tutti e bentornati con l'appuntamento dal notiziario per Furlan di Telemare. Voi avete con noi Giacomo Pantanali, che è il vicepresidente dell'Associazione dei Scampanottadors del Gurisan. Buongiorno, benvenuto a Telemare. Quindi, grazie a Waters di avermi invitato a questa trasmissione che speriamo nos partedi a farsi conoscere anche a in che non frequenta i Tors e i Scampanottadors. Sì, allora, quindi di questa associazione, se che è, che tu mi hai scontato, è un gruppo nato dal 2009. Sì, un'associazione nascuta dal 2009, quando che Zadi ormai Heinz e Scampanottadors si arrivano di mettersi insieme e di organizzarsi con un'associazione per far sì che anche i più giovani e che ormai sono di Heinz che partecipano alla tradizione del scampanottà avevano una sorta di organizzazione più sicura che gestisce le loro attività. Un'associazione nascuta anche in un territorio ben particolare, che è quel dal Gurisan, che in tal nostro caso comprende tutta l'arcidiocesi di Gurisa e anche il Gurisan che è in Slovenia. Quindi questo è il nostro territorio dove che si opera come attività d'associazione e che dal 2009 appartiene davanti alle nostre attività in questo territorio. Sì, è importante anche il fatto di vedere, tornata alle A, tiares che sono state spaccate per motivi di event storici, no? Sì, Però sicuramente. culturalmente alle A, ma le sempre. Sì, alleampa le sempre sia dal punto di vista culturale e anche da tradizione, per sé che bisogna dire che proprio anche dal caso specifico dal scampanotà, al mood di scampanotà e dal Gurisan, alle proprio compagni di quel che si tratta dal Gurisan, ovviamente di UE in Slovenia, che alle invece differenti, magari dal scampanotà che si tratta in Furlania o tal Veneto e viene davanti. E quindi una sorta di unione che si è mantenuta chiaramente anche dal tempo. No, rivedi Sì, questo modo particolare di suonare, isa dome nestri dal Gorisan, o disin quali sono i suoi parenti più donzo che sì, allora al nostro mood di scampanottà al si chatta come che vendi tal gurisan e dopo il vendevan quasi in mood così uniforme sia in tutta la Slovenia e dopo anche in ta Carinzia o in ta Stiria. In ta Furlania si può dire che a sedi al mood quasi compagni di scampanottà, però sono da differenze che fanno sì che gli scampanottadis che vengono portati in davanti in ta Furlania sono forse un po' più semplices o si basin più sul famoso, così famoso per non scampanotadores chiaramente, campanon, cioè una scampanottada che avviò una campana in movimento, principalmente che granda, e gli altri dos a son fermis e a scampanotten, quindi al batoc da campana, le tignud dongia da boccia da campana e il ven battuto sulla campana stessa. Quindi questi sono da piccoli differenze, però se si spostano un po' più in là e via per l'Italia, tipo dal Veneto, c'è il sistema veronese, là che i scampanotadors non avanti fin sul tor a scampanotà, ma si fermino a bas, quindi adoprino da guardis dal bas dal tor fin sulla cella campanaria e la campana stessa andà un altro sistema di bilicadura, cioè a tu da su sul toro in maniera differente, tan le vere che no, non saprei in scampanotà col loro sistema. E così viene davanti e si sposta in Lombardia, in Emilia, in Liguria e dopo anche via giù per l'Italia. Quindi il mood di scampanotà dal nostro territorio d'Europa e in Italia in particolare sono a vonda differenza. Che roba qua, ecco, non è sempre così vera, cioè non perduta si tratta in così mus differenze, per sé che ad esempio in Inghilterra, dove che la tradizione del scampanotà e a Vonda Viva si cercherà veramente di io sento di 50.000 persone che scampanottano in Inghilterra, mi pare un po' tanti, però così a Mindandit, però tutti si assumono la stessa mood, quindi un unico mood di suonare i champanis. sì, ma non avevo domandato, prima disin taiens passato, disin ta tradizione nostra, ogni paese aveva i suoi scampanottadors o erano lavi di paese in paese o si funzionava? Sì, ogni paese chiaramente
scugniva i propri scampanotatori, perché tieni presente che l'elettrificazione dei torsi e dei campanis è stata fatta più o meno negli anni 60 o 70 e quindi fin a quel momento si scugniva i scampanotatori perché se no i campanis non suonavano. Dopo, passato quel momento lì, quindi di un momento quando i scampanotatori o soprattutto anche al Muini da Glesis ogni dì muoveva i campanis con i quarti a man, venint manco questa necessità di avere la int che muoveva i campanis e si è un po' perduta questa tradizione e quindi gli squadri sono venuti smancul, tanti paesi hanno perduto i propri squadri e si sono, e chi forse è la roba pies, addirittura dismenteati di aver avuto in passato da squadre di scampanotatori. Invece, in altri paesi, si è mantenuta questa tradizione, magari per volontà di qualche persona che ha saputo tirare su qualche giovane, un po' di mularia, e che quindi andà garantito che questa tradizione è in davanti, ma è in davanti quanto? In giornate di festa. Perché uè come uè, e chiaramente non avrei senso là a suonare ogni di li campani a man, perché chiaramente oltre all'impegno, ma al risultato fosse compagni disin dall'elettrificazione invece di fiesta quando che al scampanotta stesso che non vuol dire suonare i campani seconda vuol dire suonare i campani in un mood particolare che fa di sì che le melodie siano differenti e siano disin così propri di che di festiva allora sì che giù la mandalomp che parte in davanti questa tradizione Ogni festa religiosa andava di somme melodie. più che ogni disin così che più ricorrenze religiose che possono essere di festa o anzi non di festa andà un mood di scampanotà al scampanotà stesso dopo cioè i vari non li sclamin battute cioè la battuta è una scampanotata cioè una clamin la melodia ritmica no? di scampanotà e dopo chi si sono disincompagni in tutti le feste, cioè quando si va su a scampanotà magari in una di fiesta si sta su sul tor un'ora e mezza a seconda dei paesi e in chi tempo i scampanotadors a fase in più melodie di scampanotà. Ma è stata l'unica associazione di gente al Friuli che fa questa attività? No, sì, no come associazione quindi di scampanotatori dal Gurisan e dopo hai anche l'associazione di scampanotatori Furlans che ha sede in Ciarnia ma opera in tutta diciamo così, la Furlania e anche loro sono organizzati su più aspetti che più manco il come che fanno no che vin più attività per partire avanti e promuovi la tradizione del scampanotà come hanno associato in tante associazioni anche disin più con più soci e disin suonadores di no via per l'Italia vini scampanotatori veronesi i bolognesi che andano anche sai 2500 soci che quindi vuol dire proprio tanta in che suona i campanis E altri soci svegli. no come suonadors sin sui 150 scampanotadors dal Gurisan. Ma è come disegna la composizione, troppa mularia isa, troppo anziani. Come sì, diciamo così che l'età varia, avvien int di 90 anni che vengono su pascialis dei torsi scampanota, ma anche int giovine, avvien qualche frutto che è attaccata a scampanota a 6 anni e come che da magari dis al venga in davanti, quindi la passione ci venga in davanti. Comunque bisogna dire la verità che avvien avonda giovani che scampanotin e chi hanno fatto via di ben le palestre attività dall'indomani, ma anche a far sì che i nostri attività che vimmi tutti in pins hanno dato i loro risultati. Disegna il fatto di dire che Talgore Sanga sono tanti giovani che scampano può essere letto in tante maniere, no? Può essere letto in tanti manieri, che sì, ecco, ma dopo duci scampanota d'oro sono un po' a dire che scampanotti in sempre, no? Sì, ora vedi, volte mi avete detto che avesse partecipato anche a manifestazioni del settore, no? Sì.
manifestazioni dal settore che si fanno in più bandi, cioè una volta l'anno, ad esempio, in Italia al raduno nazionale dai Scampanotadors. 2 anni fa è stata organizzata da associazioni di Scampanotadors Furlans proprio da Cividat, dove che sono stati spartati in ogni piazza dal centro di Cividat, dai ciascei. Il ciascella è praticamente una struttura che tiene su 3, 4 o più ciampanis e più ciascei con i vari ciampanis dei vari metodi di scampanotà. E in che occasione lì sono arrivati, quindi in Friuli, sono arrivati tanti squadri che si sono chattati in questa occasione per scambiarsi le loro cognoscenze e per fare vedere il loro mood di scampanotà che dopo, come tutti incontri, si lancia un mood per stare insieme e farsi conosci. Ma per esempio, cioè, il nostro motto il nostro ciastello di Ciampani si differenzia di che altri? Ma si differenzia che Magari sono rimasto tal dal tecnico, sì. Perché uno al viaggio al Tor ha avuto ogni idea, no? Sì. Però magari non si domanda che sono i Tors di che altri può essere. Sì, infatti, perché i ciampani sono più che viodelis ali sint e di abbas i ciampani si possono domo intraviodi tal mies da colonis dai tors. I nostri stores andano più o meno quasi sempre 3 ciampanis. Abbiamo qualche esempio con 4 ciampanis come che poliesi diventa il ciaf al tor di Barbana o di Sink al tor di Mofalcon, altrimenti 3 alle numero classiche. Quindi sono 3 ciampanis mitudis più o meno al stesso livello, quindi sono 3 notis e le dimensioni sono chiaramente le più varie. Mettin che hanno di ciampani proprio più solutis che magari hanno una boccia di un diametro di innanzi a metro a ad esempio di ciampanis di Monsanta che sono veramente grandi. La più grande pesa sui 45 quintai, quindi 45 quintai di bronzo che si muovono quanto sono. Invece che altri così, ciascei di ciampanis di che altri metodos, andan più ciampanis solitamente che invece di muoversi di 180 gradi più o meno come che sono i nestris, avanzano con la boccia per su, cioè fanno un giro di 360 gradi. Questo fa sì che giurei di tutta un'altra tecnica, tutto un altro mood di scampanotà che no, come ad esempio il scampanotador da Gurisan non avresti idea di si muove questi ciampanis. Ma esiste una differenza, magari minima, fra la tradizione dell'arcidiocesi di Gurisa e che di Udine, per esempio? Sì, sì, beh, come che di prima, le differenze a Song. Dal punto di vista tecnico, no? Da Ciampani, Sì, no, sì, no. dal punto di vista tecnico e dal scampanotà a Son, perché il nostro scampanotà ha compreso così, la tradizione non sarà stato più melodie e avonda differenti che c'apping ancia disin che si lo viota ancia dei nons e a c'apping disin così l'origine da cultura slovena, mentre in ta arcidiocesi di Udine al mood di scampanotà è forse sicuramente più compagni in tai paesi, quindi a son manco differenze di scampanotadis e a comprend pocis sunadis, come che dit prima al campanon, non la clamin così scampanotà furlana, al dopli, quando che tutti i ciampanis si muovono tutti stra insieme e un po' di più. Sì, anche sentendo che tu fai veli, vengono fuori per aule che magari non si doprono, già di tanto tempo, perché è un settore di post, di pochain, no? Che comunque si siara in un gabbiotto per aria, e allora sì, deve essere anche interessante imparare qualche parola così che non si dopra, no? Fare qualche esempio di qualche gergo tecnico. Sì, no? ecco, infatti, come tutti i settori, so, tutti i mestieri, chiaramente, anche al scampanotà, andali so per aulis, talenga furlana. Come che hai nominato come, ad esempio, al dopli sugli AD sono gli ciampanis che sono tutti e tre che si muovono insieme e quindi fanno la più classica da melodie che si sentono quando gli ciampanis suonano elettricamente. Però se chi sta poi si fa anche con
sulla motorizzazione da Champanis non si può fare, ad esempio, li dansis. E li dansis sugli adi, li Champanis sono sempre in movimento, però ogni tanto vengono fatti con la quarda si ciappa all'as, ad esempio, si ciappa al batoccio, quindi con la quarda, in modo che si blocca il suono da campana per qualche momento e quindi cambia al mood di suonare. Altri termini che specifici possono essere li minudi sul di batti in maniera fissa e compagna colps con una campana quando che altri dos agivano da urdi, no? Cioè a entri in quel ritmo da scampanotada quando che una a mantiene sempre costante una certa ritmica che roba ca ancia polisi chiamata rabatti e quindi sono tutti peraulis che adoprin nota al nestri sunà. In se stessa sono lì i nostri zampani, i nostri stores. Allora, disin che i nostri campanis, buona parte vengono fur di fonderis, sia locali, proprio di Gurissa, era una importante fonderia che aveva anche le sedi, anche a Udin e di altri bandis, che è la Depoli Broili, e che ha fondato buona parte dei nostri campanis alla fine del Vozent e dopo la prima guerra mondiale. Alla fine del Vozent per sé che tanti torsi sono stati così, oggetti di manutenzione e quindi sono stati cambiati i campanis che erano prima, che derivavano dal 60 e avevano un suono che non era un buon suono, bisogna dire la verità. Infatti che pochi campanis, mi venta il ciaffa, io sta una campana antica che si chatta sul tor di Brassan dal 60 e o di che altri poci che sono a tor e sia per forma che per peso hanno garantito un buon suono di campana e quindi alla fine del Vossen con ancia gli nuovi tecnici sono stati sostituiti e cambiati. E come che di prima, dopo la prima guerra, chi per un motivo chiaramente di guerra, perché durante la guerra sono stati spartati via tanti campanis, sono stati sostituiti buona parte di chistis con news consiars, un consiart si intende tre campanis mitudis insieme, e quindi sono stati cambiati. Ue come ue i tors e i campanis si può dire che se din mitus avonda ben da che sono i campanotadors. Dula che non sono, invece, si chattisi magari sempre con tors che sono plens di sghis, sports all'interno, perché nessuno ha UVIF e nessuno uten nes. Dut chi fa sì che dopo anche la manutenzione si disciarsa e quindi no, anche con la nostra associazione si din di fa per tenere in buon stato i torsula che chiaramente operin e si ring anche di sistemare anche qualche dondula che invece alle alghe di fa. Con le iglesias che sono più recenti, più moderni, sono problemi dal punto di vista, sono stati pensati per poter suonare i campani a mano o no? Quasi sempre no, perché qui che pensa alla nuova Iglesia, forse un degli ultimi pensieri, spogliesi che il di fa i campani spais campanotadors. Fa i campani spais campanotadors, spogliesi magari un estri così, caprisse, perché disin a cui può interessare il campanotà, forse a no e vonda, però no falo, vuol di piardi la possibilità di fa scampanotà e quindi la sa in banda chi sta tradizione che invece può dare ulteriore sviluppo in che nuova Iglesia. Quindi le nuove Iglesias solitamente non tengono in considerazione chi si fa, ma no, come associazione stin sirint di o adeguare i tors che non sono stati fatti che tutti che i lavori che permettono di scampanotà o altrimenti si ridi di in nuovi inglesi proprio che che vengono fatti dai new stores o metodi nuovi campanis e si rindi fa sì che se vieni discoltata disin così la nostra voce in tai aspies di progettazione dai news sistemi che veniranno tu sui tors. Allora, le vostre attività, a parte scampanotà e stai donza ai tors e ai campanis, alleanza donza di questa è un'attività di ricerca, no? Sì. Come anche ricerca di melodie, di musiche, che magari sono robe che sono state dismentate.
volte se si Disin, arrivasse a recuperare qualcosa. ma disin di sì, che la nostra ricerca si basa sia dal punto di vista storiografico, abbiamo portato in davanti, c'è il nostro presidente Andrea Nicolausic di Gardiscia, lui l'ha portato in davanti, lo viene aiutato dopo dal portato in davanti c'è la stampa, tutte queste so attività, un libro sui tors di Gardiscia, che là approfondì gli aspetti storici e di evoluzione da varie strutture che si chatten in che città, o ad esempio un altro torque di San Lorenzo di Mossa, dove che abbiamo un altro, non lo chiamiamo maestri scampanotador, che andava portato in davanti una ricerca storica su quella spieta lì. Ma oltre a che spiesca, abbiamo anche la spieta proprio come che si diceva un momento fa, da melodies. Le melodies si possono anche scrivere a son plimus di scrivi le melodie del Champanis e un maestro di scampanotadors tal Nussente andà anche fatto più libri in realtà ma un veramente interessante per cui che suona di Champanis di melodie stampata a Gurissa dal 1926 fatti dal maestro in Merzina, quindi tutte per sloven, e andami tutta ad un tutte queste scampanotades che fanno parte sia della nostra tradizione e sia proprio anche di sua composizione. Un'ultima attività che forse merita di farsi che sia per televisione è che a fare senza scuole, no? Fare c'è le parti vertis, le Sì, parti dei tors. sì, infatti andai proprio sotman al volantin da Squelis di Scampanotadors. Squelis poliesi forse un nome un po' pompos, ma chiaramente si tratta di corsi che no organizzino ogni anno ormai di un po' di anni sull'idea che hanno avuto come che dicevi prima Vanni di San Lorenzo, che già di 20 anni passa a parte in davanti questa idea, questa scuola di scampanotadors e quindi proprio tra i mesi di febbraio e marzo ma dopo anche in giugno avvien i corsi che si fa in suppluitors qua che il di San Lorenzo di Mossa e San Pieri in Bissecaria, a Sarvignan, a Gardiscia e a Migea tal mese di giugno e quindi corsi che duc sia al frutto ma anche all'adulto possono partecipare e vigni donge dal scampanotador per serie di imparare anche di questa tradizione. Bisogna avere qualche conoscenza musicale per attaccare o no? Ma disin di no, solitamente per imparare a scampanotare si sta un po' di tempo, perché prima si può dare di 2 o 3 anni un buon scampanotador non si fa, ma già dopo di qualche volta che si va sul tor, un arriva a fare sicuramente qualche scampanotata, perché quando l'impara a scampanotà li provi a pol falis domo sul tor e quindi quando si va a scampanotà perché o da occasione di questi squelis altrimenti non è che si può dire la scampanotà quando si ul perché se no non sai troppo che ci sta ben sentì li provi di qualche don in tutto il paese. E sono due songs si scampano d'ors. Ma la nostra associazione sono dorsa sono duccion, sì, però bisogna dire la verità che abbiamo avuto anche in qualche rassegna come a San Rock la partecipazione di qualche squadra di scampanotadores feminis che però arrivavano da Slovenia e da zona di Novo Mesto se non mi visi male. Quindi i vostri porti non sono serate alle No, femmine. no, assolutamente, però per suonare gli Champanis bisogna avere anche un po' di forza, quindi bisogna avere la forza giusta per il scampanota. Allora per mettersi in contatto con altri sono si può fare. Ma disin che sono sicuramente più mus, che il più semplice è di là sul nostro sito www.campanaridelgoriziano.eu dove che un alciata duci i nostri datos e dove che c'ha i nostri contatti altrimenti se un ringancia la sa un numero di telefono di un nostro referente a podin la sa al numero di un nostro disin socio che è Marco che alle 3 2 vot 4 1 3 3 9 6 0 magari lo ripetin così se qualcuno lo segnassilo 3 2 vot
4 1 3 3 9 6 0. Che sono il numero di Marco che potete contattarlo per ottenere qualche informazione sui nostri scores di Champanis. Beh, no, allora grazie, complimenti per l'attività che fai, anzi di farsi complimenti perché tutta la comunicazione, o quasi tutta, la fai trilinguale, furlan, sloven, italiano, che non è di poco. Sì, non le dico che questa è stata una scelta sia partendevante valorizzare le lingue che sono da Gurisan, che è quindi una roba che oggi a cui che ci teniamo, ma dopo è stata anche una scelta pratica, per sé che buona parte dei scampanottadores a cercare in fra di loro Furlan o Sloven, e quindi abbiamo deciso di partendevante le nostre attività in maniera trilinguale. Infatti è stata anche qualcuno che mi ha detto che qualcuno che non ciacarava Furlan, e dopo un po' che andava imparato a ciacaralo e mi ha detto sotto a venire con quattro scampanottadors o si ciacara Furlan o tu sei stato fuori dal discorso. Ecco, buon. Allora, di nuovo, grazie, complimenti, insomma, se sbolo, se devi dire. E grazie per l'attività che fai dal Gurisan, che noi è di poco, insomma. Quindi auguri di banda a me, di banda di chi di Telemare per la vostra attività. E spero di tornare a vedersi magari a Torpa in nostro paese. Infatti, grazie a Watris e grazie anche a tutti che ci hanno ascoltato. Bene, allora mandi a tutti e arrivederci.